Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri iscritti che partecipano a questo incontro, è il terzo incontro che facciamo, l'ultimo se non riusciremo ad avere il candidato presidente Lorenzoni alla nostra sede, proprio è stato comunicato, come sappiamo, da qualcosa di decisamente più importante che la propria salute. Tanto abbiamo già augurato pronta guarigione. Oggi abbiamo i rappresentanti di Forza Italia, Autonomia per il Veneto, del Presidente Vincenzo Gottardo, buongiorno a tutti, e Movimento 5 Stelle, Enrico Capelletti, Presidente, Simone. Buongiorno. Con loro vorremmo riprendere i temi che abbiamo anche affrontato con gli altri vostri colleghi candidati che con piacere ci hanno offerto il loro punto di vista rispetto alle tematiche che riguardano essenzialmente la produzione che ha subito, come tante altre, grossi impatti da ciò che è dell'azienda Covid e di conseguenza anche nel nostro necessitiamo di un supporto, un aiuto anche da parte politica. Proprio diciamo da Covid, il primo tema che vorrei porre è legato a ciò che l'emergenza ha dimostrato, essenzialmente due. Il primo è legato al fatto che ormai è da considerarsi imprescindibile la dotazione di accesso alla rete, possibilmente attraverso una banda larga, in modo da consentire a tutti di poter accedere a strumenti tecnologici che la rete consente, sia esso per lavorare, ma sia anche per relazionarsi. Abbiamo imparato che serve relazionarci anche attraverso le varie conference, oltre che con i colleghi. La parte certamente più importante è legata allo smart working, strumento un pochettino abusato nel periodo di lockdown, ma abusato perché in realtà era un lavoro da casa, quindi uno smart working. Da bravi tecnici a noi ci piacerebbe invece che lo smart working diventasse un qualcosa di più organizzato, di più progettato, effettivamente a tutti di poter sfruttare questa opportunità che ha dato risultati particolarmente interessanti, soprattutto quando ovviamente alla nostra professione, e che quindi molti sono intenzionati a mantenere. La condizione quindi è accesso alla banda larga, accesso alla rete, progettazione e pianificazione dello smart working, e entrambe le cose necessitano di interventi finanziamenti più importanti. Come vedete voi i due temi, comincerei in senso orario. Sono temi molto importanti, anche la cui soluzione non è sicuramente facile, sono temi di ampio respiro. La rete, la banda larga, se ne parla tantissimo, da tantissimo tempo. Questa emergenza ha dimostrato quanto fragili siamo e quanto anche impreparati siamo nella gestione del territorio sotto il punto di vista informatico e dell'informatizzazione. Premetto che comunque io sono sempre un detentore dell'importanza delle relazioni. Le relazioni che sono relazioni umane, sono relazioni del contatto, che oggi purtroppo non può esserci, ma io confido che torneranno i tempi in cui il contatto, la stretta di mano ci saranno, per cui ecco, l'importanza di sviluppare una rete, che sia una rete efficiente, che sia una rete efficace, ma soprattutto che sia una rete distribuita in tutto il territorio. Noi non possiamo permetterci di avere territori agevolati, territori che funzionano e territori invece che giocano questa partita in seconda fila. Questo non è assolutamente ammissibile. Quindi il nostro impegno, il nostro lavoro deve essere di iniziare fin da subito un lavoro globale su tutto quanto il territorio, nessuno escluso, non c'è territorio più industrializzato e quindi il territorio deve essere più agevolato. Abbiamo visto per esempio quanto l'importanza della rete per la scuola
sia stata fondamentale e debba essere una rete consolidata nell'intero territorio della provincia di Padova in questo caso. Per cui ecco, l'impegno dei futuri amministratori deve essere di fare un ragionamento organico e diffuso sulla provincia, che ovviamente non può prescindere, non può avere come obiettivo quello di sostituire, come ho detto all'inizio, i rapporti e le relazioni tra le persone. E questo va molto in connessione con lo smart working. Io personalmente, ve lo dico in maniera molto così confidenziale, sono molto arrabbiato con l'utilizzo dello smart working. Io non credo assolutamente nell'efficacia e nell'efficienza dello smart working, soprattutto perché nel momento in cui lo smart working va a incidere sui risultati e soprattutto si riversa nel cittadino. Vi porto un esempio molto pratico. Io sono vicepresidente della provincia di Padova, quindi insomma vivo la provincia quotidianamente. L'assenza, ahimè, in senso di dire totale, dei dipendenti, perché i dipendenti in provincia sono circa 200, ne abbiamo operativi circa 50. Ecco, questo grandissimo dislivello tra i dipendenti della provincia in attività e quelli a casa si riversa inevitabilmente su un disservizio che arriva ai cittadini, perché che nessuno mi venga a dire che il risultato del lavoro da casa è uguale al risultato del lavoro in ufficio, se non altro perché non c'è nessuno che è diciamo un interlocutore immediato per il cittadino, per l'amministratore che ha bisogno a cui ci scrive. La vita è andata avanti, questa emergenza ce l'ha imposto perché ci ha bloccati completamente per quanto è stato un mese, fortunatamente, ma poi insomma la ripresa c'è stata, però oggi la pratica per la ditta che ha emissione di fumi, vi porto un esempio, non può aspettare perché le scadenze ci sono. Purtroppo i dipendenti che lavorano a casa hanno inevitabilmente altri ritmi e altre modalità di chiudere la pratica. Per cui questo alla fine si riversa esattamente in un disservizio nei confronti del cittadino. Poi un'altra cosa che non capisco e non concepisco, qua ovviamente non me ne vogliono i lavoratori dipendenti pubblici con i quali insomma io ho un rapporto assolutamente di estrema fiducia, penso insomma agli insegnanti, che ritengo che gli insegnanti sia il lavoro più nobile che ci sia insieme a quello del medico nella nostra società. Però non capisco per quale motivo un dipendente pubblico debba essere protetto giustamente nella salute e quindi debba essere tenuto a casa e abbia la possibilità di svolgere il suo lavoro da casa perché altrimenti è esposto al rischio di contagio, invece il pari collega lavoratore dipendente di un'azienda piuttosto che una vita privata, insomma appena il lockdown è finito ha ripreso normalmente ad andare a lavorare e quindi esponendosi se stesso e anche la propria famiglia a un rischio di contagio che c'è per tutti. Quindi, insomma, questi pesi diversi alla fine mi fanno pendere da una visione negativa dello smart work. Se poi mi venite a dire che, insomma, lavorando da casa riduciamo l'emissione in atmosfera di inquinamento, questa è un'altra partita, ma allora possiamo fare dei ragionamenti sulle modalità di accesso al lavoro, possiamo fare dei ragionamenti sui tempi del lavoro, sugli orari, su questo, però la qualità del lavoro nessuno mi può convincere sul fatto che possa essere la medesima, soprattutto perché va a inficiare sul servizio e sulla risposta concreta che arriva al cittadino. E questo lo dico non per una mia idea o per una mia progettazione, ma purtroppo lo sto provando sulla nostra pelle con le esperienze in provincia. E ci tengo a sottolineare che i dipendenti fanno uno sforzo che è doppio, perché fortunatamente insomma, il grande senso di responsabilità e la grande professionalità dei nostri dipendenti fa in modo che comunque le risposte arrivino, comunque le pratiche si chiudono, ovviamente con dei tempi, con delle modalità, ma soprattutto con un lavoro proprio che arriva direttamente dal lavoratore, che è molto spesso insomma, molto più pesante e molto più
insomma, richiede molte più energie rispetto a quello che fatto Grazie. Sì. Allora, io penso che questo evento che mondiale ha imposto sicuramente dei cambiamenti, ovviamente a livello aziendale, a livello imprenditoriale, una capacità di visione anche degli imprenditori. Io l'ho sempre detto, guardate, un politico può sbagliare, perché è umano, ma è imperdonabile che non abbia visione. Questo dal mio punto di vista, se tu come politico non ti proietti entro a larga scala in quello dove vuoi arrivare con degli obiettivi, hai fallito. Non è questo fare. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che in Veneto, per esempio, non tutti i territori del Veneto sono coperti dalla banda larga. Il Ministero ha stanziato 400 milioni per cercare di coprire, raggiungere quei territori che ad oggi sono scoperti. Quindi mi auguro veramente che a breve giro tutto il territorio veneto sia coperto da una banda che consenta alle aziende, agli imprenditori e a chiunque di poter godere di un meccanismo di innovazione e digitalizzazione, che tra l'altro è uno dei capitoli di spesa dei recovery fund, i famosi 209 miliardi, attenzione, uno dei 5 macro capitoli sono proprio quelli legati alla innovazione e digitalizzazione. Quindi un supporto alle aziende, un supporto alle istituzioni, alle strutture e ai privati per creare un meccanismo ovviamente in cui necessariamente tutti oggigiorno sono stati costretti ad adeguarci, chi più e chi meno. La Regione in questo ha un ruolo essenziale, perché questi fondi transiteranno anche attraverso la Regione, quindi ben venga un processo di innovazione, di digitalizzazione e di sostegno nei confronti a tutti quegli esperti, professionisti e aziende che intendono innovarsi. Quindi è un obiettivo principale per chiunque andrà in Regione. La Regione in questo caso dovrà essere in grado di individuare questi fondi, ottimizzarli e renderli soprattutto accessibili. Guardate che questo è un meccanismo delicatissimo, quello dei fondi, perché di fondi di sostegno stiamo parlando. Sappiate per esempio che l'Italia ha percepito dall'Unione Europea 76 miliardi di finanziamento, ne ha utilizzati solamente 26. Cioè noi godiamo dei trasferimenti, ma poi non riusciamo a spendere i progetti, non li diamo ai professionisti, non li diamo alle aziende. Quindi dobbiamo assolutamente innescare un meccanismo dal punto di vista anche virtuoso, di visione, di saper intercettare quei fondi e di trasmetterli subito alle aziende con una burocrazia che si perché a volte per chi non ha mai compilato un progetto europeo sa benissimo la mole burocratica dietro e la margine di errore perché il progetto sia bloccato. Noi non possiamo più tornare indietro. Innovazione, digitalizzazione, banda larga, subito, immediatamente. La Regione sia locomotiva e renda accessibili questi fondi il prima possibile. Ovviamente noi siamo stati poi inevitabilmente tutti colpiti dal lockdown e dalla obbligatorietà anche nel comparto formativo scolastico di adeguarci a quello che poteva in qualche modo rappresentare una continuità didattica. E l'unica possibilità era sicuramente anche nelle scuole. E con questo non vogliamo assolutamente ridurre, evitare o sostituire la socialità. La socialità è un elemento che favorisce l'apprendimento degli obiettivi formativi dei bambini, non c'è da. Però ricordiamoci anche che proprio per questo meccanismo di smart working, io parlo della scuola, che è un comparto che mi può, su cui mi sento anche agile nel muovermi, però ricordiamoci, attenzione, che l'obbligatorietà e la chiusura delle scuole sicuramente avvenuta in tutto il mondo. Guardate che sono stati a casa 1,5 miliardi di studenti in tutto il mondo, 122 paesi hanno chiuso le scuole. Perché le hanno chiuse? È vero che i bambini non si ammalano, ma sono soggetti asintomatici per il 99%. Quindi il problema è che il bambino si ammala, lo porta a casa ai nonni poi che sono soggetti più vulnerabili. Quindi delle chiusure obbligate sicuramente, che però hanno sicuramente evidenziato i limiti del nostro paese.
Il Veneto, come regione, che mi auguro sia una locomotiva intelligente in questo, deve innovare, digitalizzare, mettere a banda tutti i territori, anche quelli scoperti. 400 milioni sono a Roma pronti per rendere questo processo concreto, ma soprattutto deve rendere accesso facile a professionisti e ad imprese i fondi europei che arriveranno proprio nel capitolo innovazione e digitalizzazione. Grazie, molto interessante. Direi che su un paio di queste cose poi potremo tornare, in particolare facendo come è visto da chi opera all'interno degli enti pubblici, chi vede invece lo smart working dalla parte enti privati. E abbiamo organizzato subito dopo la ripresa un interessante incontro, ovviamente telematico, con un po' di imprenditori, rappresentanti di Unioncamp, eccetera. Il mondo privato vede di buon occhio lo smart working, ma necessita di strumenti adeguati per poterlo progettare e implementare in modo corretto. Un passetto indietro è il mondo pubblico. Credo che la trasposizione della stessa progettualità anche in ambito pubblico possa dare grande sviluppo e colmare quel gap che sono. Poi sul tema, diciamo, della spesa dei fondi e della velocità con cui spenderli potremo tornare, perché è un argomento che ci interessa. Professor Marella, cosa intende intanto avviare? Diciamo come tema? In questa sede degli ingegneri abbiamo toccato il tema di un'infrastruttura che è quella della banda larga. E come ingegneri siamo particolarmente interessati a tutto quello che è strutture e infrastrutture del territorio, di pubblica e di privata, strade, aeroporti, edifici pubblici, quant'altro. E c'è nel vostro programma, nel programma delle vostre coalizioni, o comunque voi intendete approvare dal punto di vista anche programmatico un indirizzo particolare su qualcuno di questi settori, cioè c'è secondo voi qualche aspetto del territorio, delle infrastrutture, dell'edilizia che necessita in particolare in questo momento di un faro, di un'attenzione, una sensibilità politica? Invadiamo il giro partendo da Simone. Allora, sì, innanzitutto noi abbiamo necessità, secondo me, di un piano di riqualificazione dell'esistente, assolutamente, e un piano di progettualità di grandi opere utili. Questa è la mia posizione. Noi, purtroppo, devo dirlo, ma è un dato, e non voglio fare critiche politiche, non mi interessa, stiamo convergendo delle idee riflettenti. Noi negli ultimi 10 anni non abbiamo assistito a nessuna grande opera, nessuna infrastruttura, né a un piano di infrastrutture di mobilità. Questo sia chiaro. Noi abbiamo avuto l'avvio dei lavori della Pedemontana, che tutti voi conoscete, che è una autostrada che in parte viaggia anche parallelo a sulla quale noi abbiamo in un qualche modo discusso soprattutto l'aspetto fiscale. Poiché, ricordiamo, era un'opera voluta da Galan e poi votata anche in Consiglio regionale da Luca Zaia. E un'opera che si compone di 160 km più o meno, sono 98 di autostrada più 60 km di opere annesse. Ma quest'opera, non tutti sanno, è un'opera che nello studio del flusso del traffico, quindi sull'utilità di quest'opera, ecco, il dubbio non è venuto solamente alla UGI, ma è venuto anche il dubbio alla BEI, la Banca Europea degli Investimenti, alla Corte dei Conti e alla Cassa Depositi e Prestiti. La relazione del 2016 della Cassa Depositi e della Corte dei Conti è agghiacciante, in quanto invitava la Regione Veneto a riflettere attentamente sull'utilità di quest'opera e sui costi che avrebbero gravato su tutti i cittadini veneti. Perché da 2,5 miliardi l'opera costerà 14 milioni e parte di questi chilometri viaggeranno in parallelo con la 1. Questo bisogna. Quindi un conto al netto 100 milioni a chilometro.
Con 100 milioni sapete quante scuole e quanti ingegneri possono lavorare per riqualificare le scuole? 42 scuole, ogni chilometro della Puglia. Questo, attenzione, voglio dire, e fu la regione a fare da garante attraverso un project financing per questa azienda per poter costruirlo. Però noi non abbiamo un piano di viabilità. Noi abbiamo, attenzione, al di fuori del costo dei 14 miliardi, l'ultima grande opera a cui noi abbiamo assistito è stato il MOSE, voluto da Galan. Opera discussa, potete dire quello che volete, vedremo se adesso funzionerà, io me lo auguro per i 6 miliardi investiti. Però, ed è sempre il problema a cui io torno, non è un problema, attenzione, di investimenti, perché io gli investimenti anche li metto se l'opera è utile e si ha una prospettiva, ma gli studi effettuati di 20 anni fa, che prevedevano probabilmente l'utilità dell'opera, sono stati bocciati anche 2 anni fa da coloro i quali avrebbero dovuto finanziare e si sono rifiutati di finanziare. Quindi quello che io chiedo ai politici che andranno in regione, sui quali c'è una commissione di territorio, ambiente e infrastrutture, quindi dovranno decidere su quali opere intervenire e mettere i fondi, io invito veramente a una lungimiranza, a collegare i territori, e non parlo solamente della Treviso come Vicenza, ma ci sono territori, per esempio, che Venezia, l'aeroporto di Venezia, con la città di Venezia, per esempio. Parliamo, io vedo per esempio adesso la terza corsia, per esempio da Padova a Monselice si vuole finanziare, benissimo, però poi da Monselice a Rovigo in giù si ritorna a 2 corsie. Cioè è una visione, secondo me, che tronca un po' quella che potrebbe essere un quadro più generale. Quindi chiunque andrà in regione, chiunque vorrà proporre sicuramente delle opere utili al territorio, costi-benefici, è fondamentale questo, e riqualificazione anche degli esistenti, di cui c'è enorme necessità e quantità. E soprattutto gli edifici, anche, parlo non solamente di opere infrastrutturali di viabilità, ma anche opere monumentali, che sono le più fragili e le più vulnerabili. Allora, guardate, sull'utilità o meno della pedemontana possiamo discutere, potremmo dedicare un intero pomeriggio e sono sicuro che non ne arriviamo ad una soluzione, perché invece io penso che la pedemontana sia una grande opportunità che la nostra provincia, ovviamente io guardo l'interesse sì della Regione Veneto, ma ovviamente ho un occhio di riguardo per la mia provincia. Quindi io penso che per la provincia di Padova la pedemontana sia una grande opportunità di ripensare il sistema viario, e quindi mi aggancio al discorso sull'importanza che la Valsugana, la 47, piuttosto che la strada del Santo, la 108, sia direttamente collegata alla Valsugana. Ma a parte questo, come possiamo oggi stare qui a discutere sull'opportunità o meno di aver realizzato la pedemontana? Il primo accordo tra la Regione e lo Stato sulla pedemontana risale al 1997. Purtroppo in Italia abbiamo questa vergogna, perché è una vergogna che quando un'opera viene pensata passano 25-30 anni prima di averla realizzata. Ed è una vergogna, lo sapete perché è una vergogna? Perché l'Italia ha dimostrato che il ponte di Genova, quando si vuole, si fa. E quindi eliminando la burocrazia, nominando il commissario, il ponte di Genova è un'opera incredibile per struttura, per complessità e anche per significato, non possiamo dimenticare questo. In 2 anni abbiamo fatto l'impossibile. In 2 anni l'abbiamo inaugurato, aperto al traffico e restituito come diritto ai cittadini. Per cui quello che ci ammazza noi italiani non è sicuramente il genio, non è sicuramente il denaro, ma è la burocrazia. È il primo nostro vero grande nemico. Per cui se la prima firma tra l'accordo Stato-Regione di risale nel 97, oggi che siamo nel 2000 non possiamo ancora star qui a parlare se serve o se non serve, se è sbagliata, se è giusta, se va di parallelo all'autostrada. C'è un cantiere che è iniziato, cosa ci facciamo? Facciamo lì un moncone di cantiere perché ci ripensiamo e non ci serve più. Abbiamo il dovere di portarla a termine, di portarla a termine in migliori modi. È vero che i costi sono aumentati, ma insomma
io sfido chiunque anche domani, se noi, questo non è una giustificazione per carità, ma se noi, io sono un architetto e nella mia esperienza professionale mai una volta, mi direte non sei un bravo architetto, ma mai una volta ho fatto un preventivo per costruire o restaurare una casa, un edificio abitato, e poi dopo il preventivo è stato fedelmente, insomma, ci sono sempre degli aggiustamenti da fare. Purtroppo nel caso della Pedemontana gli aggiustamenti sono lievitati, ma per un'opera che poi viene restituita. Non poniamoci più il dubbio se serve o non serve. È un cantiere che ce lo siamo trovati in mano, e chi andrà ad amministrare questa regione ha il dovere di concluderlo nel più breve tempo possibile, ma soprattutto ha il dovere di metterlo in connessione con il resto del sistema viario. E per Padova, ribadisco, è una grandissima opportunità, perché se noi colleghiamo la Pedemontana con la 47 e con la 308, abbiamo veramente la possibilità di far ritornare Padova al centro, non solo geografico che già lo è, ma al centro dell'interesse economico, perché insomma, è anche abbastanza, no, io se devo andare a costruire o se devo aprire un'azienda, se io devo produrre un microfono, questo microfono mi costa 10, ma portarlo in giro per l'Europa mi costa 100, non sono più agevolato a costruire questo microfono. Allora, se io ho un sistema viario che mi facilita la distribuzione di questo microfono qua, è chiaro che sono più agevolato ad andare a fare investimenti in quel territorio. Per cui noi della Pedemontana oggi dobbiamo vederla come una grande opportunità che ha questa provincia e che ha questa regione, e per cui chi ha l'onere e l'onore di andare a governare questa regione deve anche saperne cogliere appunto l'opportunità, e per cui lavorare che questa opportunità diventi immediatamente un bene disponibile, insomma, per i cittadini. Grazie, interessante. Anche qui ci sono degli spunti che potremmo approfondire. Perché? Perché è pur vero che, diciamo, la genesi, l'avvio, la realizzazione delle opere scontano delle problematiche legate alla burocrazia. Inaccettabile per noi pensare di progettare un'opera e di non sapere e se la vedremo fatta, perché neanche il dubbio di che cosa stiamo a fare. Vabbè, ma questo diventa anche un altro. Ma accanto alla problematica burocratica, ahimè, spesso ci sono vincoli legati a problematiche di altra natura, compresa anche la condivisione che certe opere hanno, e quindi che si portano dietro proprio come accettazione. Su questo, secondo me, bisogna lavorare, e lavorare a fondo. Una delle nostre proposte è quella di instaurare un tavolo permanente dove dialogare, ma non nella fase finale di realizzazione di un'opera, che effettivamente da un punto di vista forse così semantico può essere anche interessante, ma a livello operativo costruttivo porta. No, trovarci a un tavolo permanente quando stiamo iniziando a pensare a quello che vogliamo. In quel momento il contributo anche di un ordine ci mette ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. No, siamo tranquilli, eccetera. Esprimiamo pure il Presidente nazionale degli architetti, questo Padova, non siamo concorrenti, ogni tanto ci becchiamo, sì, assolutamente, però se noi riuscissimo a, come dire, a trovare un modo di pensare assieme determinate iniziative, evidentemente le iniziative pensate hanno un arco temporale di realizzazione ampio, però è evidente. In quel caso probabilmente nascerebbe quella condivisione, quella accettazione che viene spesso mancata. Quindi però, su questo vorrei sentirvi, ma in maniera concreta però, perché altrimenti tocca però consentite, noi non abbiamo, io ho sempre un po' di paura quando sento parlare di tavolo. No, certo, ma dico tavolo perché va di moda. Purtroppo noi non abbiamo più nessuna scusa
Perché, lo dico in senso buono ovviamente, noi italiani ci siamo fregati da soli, come ho detto prima, con il ponte di Genova. Perché abbiamo dimostrato che tutto si può superare. Io faccio parte di quelle poche, tante, non so, persone che vorrei costruire il nuovo ospedale del Parco, della nuova pediatria col commissario. Vorrei partire col commissario. Ne parliamo dopo di questo, intanto andiamo avanti sul tema del nostro a me coinvolgimento. A me fa paura del nostro sistema, mi fa paura l'impianto della burocrazia, perché ne parliamo, da quanti decenni ne parliamo? Abbiamo dedicato fior di ministeri nel governo dello Stato alla riduzione, alla semplificazione, no, risultati, ma da ambo le parti, da tutte le parti politiche. Non sto facendo una questione di bandiera. Tutti sono stati deludenti, tutti sono stati scadenti, non ho mai visto un minimo risultato tangibile. Poi insomma noi professionisti penso che lo possiamo dire insomma, con cognizione di causa e con esperienza personale, vuol dire, ogni cosa oggi è diventata, non facciamo, io dico, oggi questo vuol dire, a me all'università hanno insegnato, quando facevo il laboratorio di composizione architettonica si chiamavano, era lì il bello no, dell'architettura del progetto. Oggi per noi professionisti, ma quando sento di coinvolgere anche gli architetti, abbiamo l'incubo della burocrazia, l'incubo di come presentare la pratica, l'incubo che la pratica si ferma 10 volte prima di arrivare al risultato. E quindi non siamo più professionisti, non mettiamo più in campo la nostra creatività, il nostro genio, siamo sempre vincolati dalla burocrazia. Allora, questo non ci porta da nessuna parte, ci porta a intanto demolirci dal punto di vista professionale. Non hai più quell'entusiasmo e quella carica che dovrebbe poi riversarsi nella qualità del progetto e nella qualità delle idee. Anche porta a essere motivato, ma poi anche nei confronti dell'utente stesso, del nostro cliente, della nostra vita, della nostra azienda, del fruitore del nostro servizio, perché a sua volta, insomma, no, si vede i conti di evitare e si vede sempre più lungo l'arrivo, sto parlando proprio del semplice privato, si vede sempre più lontana una risposta concreta, quindi insomma, tanto vale nell'opera pubblica. Cioè, a me, io da cittadino padovano, se ci penso, mi vengono i brividi, so che sarà l'argomento di dopo, ma mi vengono i brividi pensare all'ospedale di Padova. Mi vengono i brividi, cioè non voglio pensarci. Cioè, un'opera così strategica e di assoluta importanza, che abbiamo dedicato anni di lavoro e di ricerca e di approfondimenti e di progetti, mi viene paura, ho i brividi al pensiero di iniziare quell'opera. Perché chi la vedrà realizzata quell'opera? I miei figli? Boh. Io penso che io Simone non so. Allora, ce lo auguro perché siamo giovani. Allora, l'ospedale allora, guarda, io essendo un'impostazione sociologica, antropologa, a me piace sentire la gente cosa ne pensa. Il che non vuol dire sentire l'italiano. Tant'è che io dico sempre che avremo bisogno di meno giuristi e più ingegneri. Questa è la mia visione. La burocrazia è una cosa. Sapere chi ne sa è una cosa. Proprio per evitare di fare errori che ci costano ancora. Guardiamo un esempio. Porto un esempio emblematico. La Regione Veneto. La gestione pandemica. Noi abbiamo avuto un presidente che ha avuto, secondo me, anche l'intuizione, perché ho l'onestà intellettuale, di costruire un'alleanza con il mondo scientifico per capire come gestire. E ha introdotto un modello di contenimento di subito che è emulato ed è riconosciuto da tutto il mondo, perché l'Italia ha fatto il primo lockdown e chi ha seguito l'Italia poi è riuscito meglio a gestire l'uscita dalla pandemia. Chi invece non ha ascoltato il mondo scientifico, adesso è il mondo scientifico, ma il mondo tecnico, è quella categoria che ne sa di quell'argomento lì, ecco, si è ritrovato poi nelle condizioni di Bolsonaro, insomma, Trump, delle situazioni, diciamo così, più complicate nella gestione. Ecco, faccio un po' il democristiano da questo punto di vista, non voglio scendere adesso, perché non è contesto. Però quello che voglio dire è che proprio questa esperienza, proprio qui in Veneto, ci deve aver insegnato una cosa,
che il politico sicuramente può avere l'intuizione di un'opera, ha un suo piano politico di realizzazione, chi vuole lo vota, chi non vuole deve avere l'intuizione e deve essere poi l'esecutore, perché è lui che firma poi il progetto e lo fa decollare dalla giunta e finanziato. Ma l'architettura del progetto, la costruzione, il dare forma, lì non lo può fare il politico. Lì deve farlo lo specialista, deve farlo chi ne sa dell'opera, della costruzione, delle difficoltà. Quindi io sono personalmente a favore di una consultazione da parte di quegli organismi che sono coinvolti o che possono essere coinvolti nella realizzazione del che non significa appesantire l'iter, perché si possono chiedere pareri non vincolanti, ma quantomeno ascoltiamo cosa hanno da dire, quantomeno vediamo che liste ci dicono, magari io ho un'idea che è completamente sbagliata, no, non puoi costruire lì perché il tessuto idrogeologico non te lo permette. Cioè, devo avere necessariamente una consultazione da parte di un'istituzione, di un organismo, di una realtà che conosce. Quindi che non vuol dire burocratizzare l'iter, non vuol dire complicare, vuol dire evitare un domani di fare prolungare, come nel caso di Montana, perché siamo arrivati a questi livelli, ragazzi, perché abbiamo incontrato delle discariche abusive, abbiamo incontrato un terreno idrogeologico che non ha consentito anche, o che ha dovuto in qualche modo anche prevedere ulteriori opere di contenimento e di sostegno, cioè lì va consultato il mondo scientifico e mai come in questi mesi l'alleanza tra mondo politico e organismi tecnici si è rivelata dal mio punto di vista vincente. Bene. Giuliano, cosa ti... Sempre per quanto concerne, diciamo, l'assetto fisico del nostro territorio, ma anche, come dire, il benessere delle persone, un tema che abbiamo sollevato con tutti i candidati che si sono presentati in questa sede è quello della sicurezza sismica. C'è un problema che ci sta particolarmente a cuore. Padova, come altre zone del Veneto, è classificata in zona 4. Questo crea una serie di problematiche dal punto di vista della sicurezza sismica, per cui si riterrebbe, riteniamo come mondo degli ingegneri, ed è una linea sostenuta dall'Unione di Padova e dalla Federazione del Veneto, sostenere la riclassificazione delle zone, di alcune zone 4 per Padova in zona 3. Questo darebbe un grande vantaggio, la possibilità di accedere alle incentivazioni che già esistono per la riqualificazione. Tra l'altro il passaggio da zona 4 a zona 3 non sarebbe una cosa arbitraria, ma effettivamente verificando le accelerazioni tipiche della zona, fin dall'origine forse c'è stata una classificazione non del tutto appropriata e quindi sarebbe un giusto riconoscimento. Questo non comporterebbe peraltro nessun aggravio di costi, interviene perché dal momento che la progettazione viene fatta non sulla base della classificazione ma delle accelerazioni, noi ci troviamo nel paradosso che oggi a Padova si costruisce spendendo le strutture, spendendo come se la zona fosse avesse un aggravio più notevole dal punto di vista sismico, ma allo stesso tempo senza poter accedere alle incentivazioni a cui accedono. Vi chiediamo molto espressamente se possiamo contare sul vostro impegno in caso di vittoria, che ci auguriamo ovviamente per chiunque, nel sostenere questo tipo di linea che portiamo avanti come ordine padovano e come federazione. Anzi, ma non c'è nulla di dubbio. Anche perché, guardate, i lavori di commissione in regione prevedono un certo numero di maggioranze. Cioè la regione lavora in modo diverso rispetto alla Roma. A Roma, pensate, le commissioni sono formate da 40 membri. 40 membri provenienti diversa. In regione ti puoi trovare con 8-10 membri. Quindi è chiaro che c'è uno snellimento delle procedure e c'è anche un ascolto da parte dei consiglieri. Quindi c'è una responsabilità sicuramente propositiva e costruttiva sia da parte di quelli della maggioranza che di quelli della minoranza. Quindi l'interesse deve essere trasversale. Penso che sia lecita e mi meraviglio che non sia ancora stata accolta o
trattata avanti e discussa nei tavoli appropriati, ma soprattutto per una logica, non solo perché è motivata da un punto di vista scientifico, quello che voi mi state dicendo, ma anche perché io sono a favore di tutti quei meccanismi che producono incentivazione. E tutto quello che produce incentivazione sostenuto da un ragionamento scientifico sostenibile va portato in regione subito. Siamo in un momento, secondo me, di socio-economico che non ci possiamo più permettere, secondo me, ritardi o eventualmente decisioni che possono essere procrastinabili nei successivi anni. Non c'è più tempo e ormai si sono azzerate le tempistiche e per rilanciare anche il settore bisogna creare dei meccanismi virtuosi e questo può rappresentare, secondo me, un meccanismo virtuoso, intelligente, ma anche suffragato sui progetti. Quindi assolutamente da parte mia c'è piena disponibilità. Sì, da parte mia non può che essere così, sono assolutamente d'accordo anch'io. Facendo un'analisi, nella regione Veneto sarebbero 155 i comuni su 600 a beneficiare di queste opportunità e 64, ben 64 i comuni in provincia di Padova, quindi stiamo parlando 64 su 102, è un numero molto importante. Sono dire che tutto quello che è agevolazione, tutto quello che poi può avere una ricaduta positiva sul territorio, ben venga. Attenzione però ad un fatto che mi preoccupa nel ragionamento del lungo termine. Bonus 110%. È stato ampiamente pubblicizzato, ne è stata data ampia adattativa e tutti ne siamo a conoscenza, però oggi non è ancora applicabile. Non è uscito il decreto ufficiale perché deve ancora essere, non è ancora attuabile. Ecco, la mia preoccupazione è questa. Non c'è dubbio che il bonus 110% avrà una ricaduta più che positiva nel territorio, perché farà lavorare tante imprese, farà lavorare tante aziende, incentiverà i privati a fare i lavori, condomini, non c'è un bel dubbio. La mia paura è solo questa però, quando sarà finita la disponibilità economica per questo bonus, il giorno dopo cosa succede? Cioè chiudere subito i rubinetti da un giorno all'altro, perché poi evidentemente quando poi è finita, no, la disponibilità è finita la colpa, andando alla Veneta, poi cosa succede? Noi non possiamo permetterci adesso di dire alle aziende avanti tutta, c'è lavoro per tutti e questo è innegabile che è il beneficio che porterà questa agevolazione. Però il giorno dopo, quando questo terminerà, non possiamo chiudere i rubinetti in velocità alle nostre aziende e dire vabbè adesso vi abbiamo dato l'agevolazione per 1 anno e mezzo, adesso i tempi delle vacche grasse sono finite, ritorniamo alla normalità. E da un giorno all'altro si chiudono i rubinetti su una mercato. Così vuol dire uccidere tutti. Per cui noi dobbiamo essere anche lungimiranti, dobbiamo essere responsabili, che questo è un incentivo, è un incoraggiamento, ma per una ripresa, non per una ripresa che poi va giù a picco e porta tutti quanti dentro al baratro. Questo è un atto di discussione, quindi tanto vale anche per, non si può essere, insomma, non comporta nulla per i comuni di attività in più, quindi tornando al tema del sisma bonus, non comporta nulla in più per i comuni, non hanno un aggravio di lavoro, un lavoro in più da fare, però ecco, accertiamoci di questo. Sì, direi che allargando appunto correttamente fatto il ragionamento anche all'ecobonus, la nostra idea, la nostra proposta è proprio quella di tentare di avere da chi governerà la nostra regione per i prossimi 5 anni un impegno a far sì che alla data X non crolli tutto, ma questo possa venire esteso. Ho letto che dovrebbe esserci l'intenzione di renderlo ristrutturato. Esattamente, quello diventerebbe proprio la risposta alle esigenze di moltissimi, perché è di tutta evidenza in volano che una cosa del genere sta avviando. Mi permetto di inserirmi, ecco, con Simone Murile, insomma, non voglio essere polemico, però ecco, io personalmente con la modalità
dei contributi a pioggia, no? Degli aiuti a pioggia dati a tutti distintamente anche durante questa emergenza. Ecco, io sono fortemente un nemico di questo sistema, perché in realtà questa modalità uguale e distribuita su tutti non ha portato realmente a dei benefici sull'economia nostra. Cioè, tutti hanno avuto un contributo, un sostentamento. Ma Casolino, il piccolo supermercato, ma perché doveva? Ha sempre lavorato, ha lavorato di più dei grandi supermercati, perché il lockdown, io parlo per l'esperienza anche territoriale, per i piccoli paesi. Io vengo da un comune di 3.000 anime, un piccolo comune, per cui noi abbiamo vissuto la tragedia dell'emergenza anche come comunità in maniera molto intima. Il nostro piccolo market, noi non abbiamo un supermercato, abbiamo un piccolo market che è sempre vissuto di stenti. Durante l'emergenza ha fatto la sua fortuna perché nessuno poteva uscire dal territorio comunale, per cui tutte le 3.000 anime, no, le 1.200 famiglie si sono trovate riversate nel market locale, che non era neanche in grado di gestire quindi io ero molto contento per lui, ma lui perché è ricaduto legittimamente, non ha fatto nulla. Io sono contento per lui perché si è preso 600 euro in più, e quindi ben venga. Io non sto facendo una battaglia contro il gestore del piccolo market, però perché lui ha beneficiato di un contributo e invece chi aveva l'attività completamente chiusa, penso al ristoratore, ha beneficiato dello stesso contributo. Io in questo allora, si poteva evitare, no? Si poteva farlo per classi di lavoratori, per categorie economiche, e aiutare di più, non è che volessi tenerli da parte, ma aiutare di più chi realmente ha avuto poi non voglio polemizzare sul un diritto di replica, però me lo date, anche se non è proprio un processo. Non voglio polemizzare sul reddito di cittadinanza, se no poi tu sai che io sto anche le mie risposte anche per di là. Però guardate, allora noi, l'ho sempre detto e continuerò a dire, ci siamo trovati in una situazione che non era presente in nessun programma. Siamo un paese con più di 2.000 miliardi, adesso abbiamo un rapporto debito-PIL 150, abbiamo sforato, vale a dire che spendiamo 150 e investiamo 100, d'accordo? E ci siamo trovati con le risorse che avevamo improvvisamente a dover cercare non a costruire dei volani economici, ma quantomeno a cercare di non far chiudere le aziende. È chiaro che con 600 euro non salva la vita, non crei delle dinamiche virtuose, ma quantomeno l'idea era quella, avendo sospeso i pagamenti, avendo creato dei canoni di imposta per gli affitti, avendo cercato di dare fondo anche perduto alle aziende di cui il reddito nell'anno precedente era inferiore, è stato esteso a tutte le zone rosse. Abbiamo cercato in un qualche modo di intervenire con gli strumenti che avevamo. Ma siamo tutti consapevoli che quei 600 euro non vanno a pagare la rata del mutuo o non vanno a creare un meccanismo virtuoso di arricchimento. Però abbiamo cercato di darli e di cercare di tenere una situazione quantomeno ai margini. Poi è chiaro che deve esserci adesso una spinta economica e ulteriore sostegno all'economia, ma in quel momento lì in cui la gente non usciva di casa, non sapeva se avrebbe aperto l'attività, situazioni ricettive di ospitalità che sono state completamente azzerate. E adesso ricordiamoci che ad ottobre, quando ci sarà lo sblocco dei licenziamenti, lì sì che vedremo il bagno di sangue. Quello è il discorso. Quindi noi siamo intervenuti probabilmente con dei limiti, ma dei limiti che purtroppo erano quelle le cartucce che avevamo, quelli erano i soldi che avevamo, ragazzi, né più né meno. Abbiamo cercato di dare 25.000 euro alle piccole e medie imprese. Purtroppo le tempistiche non le ha decise il governo, le ha decise le banche, che dopo 60 giorni, 90 giorni dovevano ancora erogare 25.000 euro. Quindi c'è burocrazia. E per questo è stato poi anche di recente emanato un decreto di semplificazione, perché ostacola. E ci sono dei tempi oggigiorno, io li definisco fluidi, rapidi, veloci, o intervieni subito, o fra un mese e 2 mesi la situazione è già precipitata, è già cambiata. Quindi 600 euro, è vero che sono stati dati,
però preferisco averli ricevuti personalmente che non averli ricevuti, ma proprio perché vi era l'obiettivo di tenere quantomeno viva ancora quella luce di speranza per non chiudere l'attività di una vita. Sono pochi, non c'è ombra di dubbio, nessuno mette in dubbio. Ecco, quello volevo un piccolo diritto di replica, siamo usciti dal nostro, ecco, per capire anche delle sensibilità. Sì, il nostro presidente di incontri, qui solleciterei ancora Giuliano, che poi su questo tema Marella è particolarmente attento e puntuale, proprio quello, diciamo, dell'accesso al credito. Se Sì, che mi sembra proprio un tema collegamento che importante. si collega a quanto stavamo dicendo, perché la nostra platea di iscritti è fatta per la grandissima parte, 4.000 padovani, tutti veneti come ingegneri, soprattutto da liberi professionisti, spesso organizzati che architetto conosce anche la realtà della sua professione, che è molto simile, spesso organizzati in piccole strutture dove il rischio di impresa, diciamo così, è molto elevato. Non ci sono paracaduti, c'è rapporto diretto con il cliente. Costi fissi spesso sono alti, immagini. Su questo tipo di strutture il lockdown, la congiuntura economica, ha rappresentato una carta terribile. E ciò che è stato, diciamo così, ricevuto in termini di sussidio dallo Stato sicuramente è utile a tenere aperta, accesa la fiammetta, ma certamente non può costituire solido supporto. Nei vostri programmi voi potete avere delle forme di supporto, di accesso al credito agevolato, di incentivazione in qualche misura che riguardi un particolare riferimento al mondo dei liberi professionisti? Allora, tocca a me, due parole, veloce. Allora, il Veneto, parliamo a livello regionale, visto che è una competizione regionale, chiaramente, quindi quello che può fare la regione. Stiamo parlando perché chiaro, noi non ci candidiamo come deputati e senatori, ma come consiglieri regionali. Esiste Veneto Sviluppo, che è una società che è controllata, partecipata dalla regione. Veneto Sviluppo, dal mio punto di vista, non voglio entrare in polemica, ma di sussidi, di aiuto, di garanzia ha fatto bene, ed era quello il ruolo a cui doveva andare. Io non voglio dire che la regione Veneto Sviluppo debba in un qualche modo sostituirsi alla VAR, non è questo. Però sicuramente la regione può creare delle dinamiche di sostegno, di congiuntura, di apertura dei canali nei confronti dei liberi professionisti che mai come in quest'anno, io ho una sorella architetto dalla casa, perché poi vedete che siamo tutti diciamo in minoranza, la cosa vedete che insomma conosco, guardate che conosco la materia, purtroppo so di quello, so le realtà, so le difficoltà, so quello che è stato erogato, quello che non è stato dato, so tutto su questo. Però vedete, ecco, io ritengo che ci sia una struttura in regione che può eventualmente compiere questo tipo di ruolo, c'è solo volontà politica. Guardate che c'è una volontà politica lì, perché i milioni che ha non sono stati spesi, non aperto a determinate categorie di soggetti beneficiari, quindi è da rivedere il ruolo di Veneto Sviluppo e secondo me da allargarla a quella maglia anche di liberi professionisti che in questi mesi sono state proprio probabilmente le vittime anche, no? I morti, il bagno di sangue li abbiamo contati soprattutto tra i liberi professionisti. Quindi anche la regione può, attraverso le sue strutture di competenza, creare delle dinamiche, secondo me, di garanzia o quantomeno di apertura al credito, dialogando anche con le istituzioni bancarie. Questo si lo può fare anche tramite Veneto. Io non posso che ovviamente difendere la categoria, ci tengo a sottolineare che noi professoristi arriviamo comunque, a parte l'emergenza, arriviamo da anni, portiamoci indietro nel 2008, 2005, 2010, in cui le nostre professioni sono state abbondantemente, diciamo così, castigate da una crisi che è arrivata
e che si è protratta negli anni in maniera anche molto, molto pesante per le professioni. Ecco, per cui io penso che 2008 con la crisi, poi la Fornero che non ha sicuramente agevolato le professioni, e poi oggi questa emergenza che è ancora in corso ha sicuramente penalizzato fortemente i liberi professionisti, e in questo caso insomma, parlo per noi, quindi per architetti e per ingegneri. Per il principio della sussidiarietà, insomma, avremo bisogno di essere sicuramente, ci deve essere sicuramente riconosciuto un valore e un sostegno, ma tangibile, reale, vero, perché finora abbiamo sentito tante promesse, tante prese di posizione che poi però non hanno corrisposto nei fatti. Io penso che per un professionista, guardate, non si sputa di fronte neanche a un euro, assolutamente, ma dal 2008 che siamo in difficoltà e aver percepito 600 euro per 2 mesi, insomma, è veramente la carità che non si comporta nulla, neanche un risollevamento, perché il più delle volte un professionista, oltre a dover reggere la propria attività, oltre a dover reggere la propria professionalità, deve reggere anche la famiglia, deve reggere i figli. E voglio dire, 600 euro oggi non bastano neanche per, voglio dire, gestire il minimo indispensabile all'interno del proprio studio professionale. Per cui, ecco, io finora non ho visto nessun beneficio e nessuna sensibilità e nessuna attenzione per questa categoria di lavoratori e per noi professionisti. Chiaro che le competenze che la Regione Veneto insomma, ha in questo, come si diceva prima, sono limitate insomma, al lavoro che può fare relativamente, insomma, direttamente, che incide direttamente sulle professioni. Però si può fare una buona squadra, una valida squadra per offrire anche con il governo centrale, con lo Stato, insomma, per avere più riconoscimento e anche più sostegno che ad oggi. Lei sì, è assolutamente condivisibile e mi permetto appunto anche di sostenere la necessità di un'attenzione particolare ai più giovani, perché effettivamente il lavoro manca, non è possibile avere un sostegno immediato, come diceva Marella, l'accesso al credito, magari qualcuno che ha una storia un pochettino alle spalle, eccetera, in qualche modo riesce anche ad avere il giovane totalmente e o interveniamo lì, oppure lì non si creano più studi professionali, non si creano più start-up e ci perdiamo i nostri giovani più bravi perché torniamo a lavorare da qualche parte. Quindi, secondo me è proprio lì che bisogna mettere un grande punto di attenzione per consentire questo. Perché, ripeto, forse ai professionisti più che il sostegno basterebbe dare la possibilità di accedere in modo diretto, facile, a delle forme che poi possono essere, dire, anche riviste, sì, certo. Però questo secondo me è l'aspetto più importante. A me è venuto in mente quel periodo che forse, per me, ma in generale credo che questo esempio lo possiamo estendere a molti nostri colleghi. Più che ricevere diciamo, questo aiuto, sempre gradito per carità, è necessario in un certo momento, però probabilmente una maggiore attenzione affinché magari la pubblica amministrazione pagasse o avesse pagato ciò che in questo momento ancora non eroga e si tiene fermo nelle casse, fiore di fatture ferme non pagate per mesi e mesi e mesi. Accomuno e non voglio fare differenziazioni tra regioni, Stato, eccetera. C'è qualcuno che è puntualissimo e qualche altro che va in sofferenza. Non voglio sapere le motivazioni, ma è un dato reale che molti professionisti hanno un credito anche importante che non riscuotono e che quello avrebbe compensato ampiamente un beneficio. Un'azione al riguardo
viva Dio, con dei vincoli chiari, cioè non paghi euro X, allora Basta. fermi tutti, Certo. e questo secondo me rimetteva in moto punti, già lì presenti, perché se c'è un ingaggio ci sono fermi. Quindi questo secondo me ci sono delle piccole ma grandi azioni che possono dare un grande aiuto. Mi permetto di fare un inciso, ma guardate, io sono molto preoccupato per le nostre professioni, se guardo al futuro, perché nella storia ogni padre ha sempre sperato che il figlio vivesse in una condizione migliore del proprio padre, no? Questo è naturale. Mio padre era architetto, sono figlio di un architetto. Mio padre a sua volta era figlio di un fabbro, quindi quando mio padre è diventato architetto gli si è aperto davanti un mondo. Mi ricordo quando mio padre mi raccontava i primi anni del suo lavoro, della sua esperienza professionale. Insomma, è partito come un treno perché c'era molto meno, era molto più facile, insomma, applicare la propria professione. Io ho fatto l'architetto e mia sorella ha fatto un architetto nella convinzione che, avendo lo studio del padre e mio padre architetto, noi potessimo proseguire ancora più alla grande questa professione. E oggi abbiamo dei dubbi. Io ve lo dico con tristezza e con amarezza. Io non consiglierei un figlio. Tranquillo, mio figlio ha già fatto economia da tempo. Cioè, io oggi, nonostante sia una professione che ancora oggi mi affascina, io non consiglierei mai mio figlio di farlo. Mai direi di cambiare. C'è una crisi di settore, c'è stato anche secondo me, anche una responsabilità anche dell'università. Come i giuristi, ci sono giuristi da quindi si dovrebbe riflettere sul numero chiuso, si dovrebbe insomma fare altre riflessioni che invito a farle adesso, che condivido tra l'altro, la paura e la riflessione di Vincenzo. Quello che voglio dire è che nel decreto rilancio, in base ai debiti della pubblica amministrazione, quasi 50 miliardi di debiti di pubblica amministrazione, nel decreto rilancio nell'anno prossimo vengono istituiti 12 miliardi. Si comincia. Finalmente si è osato muovere quei cassetti e iniziare a tirarli fuori. Non sono tutti, benissimo, parliamo anche dei 130 miliardi che ci sono di evasione, cioè potremmo parlarne veramente, di cui il Veneto è una delle regioni più virtuose. Attenzione, perché io conosco molto bene le graduatorie delle regioni che sono insomma più inclini ad evadere, e non è certo niente. Quindi siamo gente che lavora e che paga le tasse. Sì, ma di fatto va detto, i professionisti veneti non lavorano solo in Veneto, anzi, per quello forse il mio accenno era registrato tutto. Però riguardante sappiamo che sono 12 miliardi nel decreto rilancio in cui la pubblica amministrazione comincerà a svincolare quei fondi che ci sono e gli daranno ovviamente un piccolo ossigeno, un 20%. Iniziamo. Torniamo ai piani, ai programmi e alle iniziative. Quindi, tema ripeto, importante a livello nostro regionale per le caratteristiche del nostro territorio, per la fragilità che lo caratterizza. Il Veneto si è dotato da tempo di un piano importante per la sistemazione da rischi alluvioni e da rischi urbani. Non uso il termine da rischio idrogeologico, che per gli ingegneri è un termine che non si parliamo di alluvioni. Abbiamo un piano importante che pesa a me 2 miliardi e 7, molto, è stato fatto. Dopo la riunione del 2010 la regione ha completamente perso l'approccio, però purtroppo c'è tanto in quel piano da fare, e per poterlo fare serve andare a recuperare finanziamenti, ma soprattutto c'è da condividere gli obiettivi, perché man mano che si trovano finanziamenti, se poi queste opere rimangono ferme, bloccate da comitati, da pareri, da iniziative, e non si va a
accontentare in vita, anche il recupero di certi soldi diventa assolutamente. Dal punto di vista del rischio alluvione abbiamo un paio di bacini che sono stati attenzionati, non poteva che essere così, non è anche sulla coscienza di una certezza qualche modo assolutamente impensabile, no? E qualche altro invece è in situazioni di grave dissesto e noi nella provincia abbiamo uno che dorme da tanti anni e speriamo bene che continua a dormire. Il tema quindi è duplice, capire se nelle vostre idee, nei vostri piani, avanzare con queste iniziative, cercando da un lato i necessari finanziamenti e dall'altro di appianare eventuali, diciamo, dissapori per condividerne gli obiettivi, è una delle priorità che pensate. Sì, non c'è dubbio che la regione del Veneto sia stata virtuosa in questi anni e abbia dimostrato sensibilità e buon approccio verso questo tema. Forse io sono un po' meno democratico dell'amico Simone Borile, io sono per ascoltare, per condividere, sì, però insomma, quando la condivisione è virtuosa, quando la condivisione porta all'allargamento degli orizzonti e all'arricchimento dei contributi, sicuramente sì. Quando sono comitati che nascono soltanto per interferire, soltanto per alzare la voce, soltanto per esserci in piazza, per creare insomma motivo di, ecco, questo assolutamente no, perché l'impegno che noi dobbiamo assumerci con il nostro territorio, con le nostre infrastrutture, è un impegno di serietà, è un patto che dobbiamo fare con il nostro territorio, con i nostri cittadini, per cui non possiamo permetterci di intransigere questo patto soltanto perché si mette di traverso qualcuno che tante volte, lasciatemelo dire, è in cerca di notorietà. Insomma, certi comitati, io veramente mi chiedo dov'è il filo. Io ho degli ottimi rapporti con una buona parte dei comitati, perché dai comitati nascono i contributi. Allora, quando nascono i contributi, quelli sono contributi importanti, anche perché tante volte noi professionisti, noi amministratori, vediamo le cose in un determinato modo, non sto dicendo con i parrocchi, ma le vediamo da tecnici, le vediamo da amministratori, abbiamo una visione. Arricchire questa visione con il contributo del cittadino, della società civile, dell'agricoltore che vive in quel territorio, che vive lì in quel territorio da 80 anni, e quindi ha memoria storica, ha una percezione, una sensibilità verso quel territorio che è sicuramente maggiore della nostra. Allora, quando arrivano questi contributi, ben meglio. Quando arrivano i contributi soltanto per alzare la voce, per dimostrare e per insomma fare comunicati stampa o interviste alla televisione locale, questo assolutamente non porta a nulla, e per cui penso che l'agenda del governo debba andare avanti convinta, debba andare avanti dritta su quelle opere che sono assolutamente necessarie e indispensabili, che abbiamo visto quelle che sono state fatte, a quanti benefici già hanno portato e a quali risposte di messa in sicurezza del territorio già ci hanno garantito. Ce n'è ancora da fare, perché io oltretutto ho in provincia una delega alla protezione civile e ahimè non è possibile, anche durante questa emergenza, l'abbiamo visto cosa succede, non è possibile che ad ogni pioggia, ad ogni temporale siamo lì che ci affidiamo alla provvidenza divina nella speranza che non capiti il peggio. Abbiamo visto che purtroppo il peggio capita, quindi dobbiamo intervenire, perché abbiamo le responsabilità, abbiamo sicuramente sbagliato. Insomma, l'errore ce l'abbiamo messa noi per contribuire a questo, ma insomma la strada è aperta per in sintesi. Noi abbiamo un territorio fragilissimo, vulnerabile, in cui manca dal mio punto di vista sia un piano di prevenzione e ricorriamo sempre poi ad interventi strutturali. Siamo obbligati. Perché? Perché noi non abbiamo la cultura della prevenzione. La prevenzione non paga politicamente, proprio per una questione secondo me di tempistiche. Dicevo prima,
il politico di turno sta 4-5 anni, magari dopo ci sarà altri 5, ma magari in un altro ente, in un'altra istituzione. Quindi l'interesse è breve, a lungo termine. Noi dobbiamo invece mettere in atto un piano lungimirante che vada a vedere dopo i 20, 30, 40 anni. Questo è un piano intelligente, anche perché noi abbiamo capacità, esperienza, competenze e tecnologie. Usiamole. Facciamo un piano trentennale di prevenzione. Utilizziamo questi benedetti insaggiamente fondi europei e affidiamoci a dei ingegneri e in minor quantità giuristi. Scusate se io insisto questo, perché poi vedete, io non voglio dire che gli ingegneri saranno i nostri eroi, però quando c'è un problema di protezione civile abbiamo paura che si allaghi questo. Allora lì dobbiamo chiedere anche agli ingegneri poi l'attenzione. Vedete che cadiamo sempre la cosa. Noi non abbiamo una cultura della prevenzione. La prevenzione sembra non entrare nell'agenda politica perché non paga, perché sono risultati che tu vedrai tra 30-40 anni, nessuno li vede adesso, tu li metti in attuazione, ma non hai un riscontro di consensi adesso. Invece un bravo politico deve essere valutato se ha lungimiranza. Questo è assolutamente necessario e direi a volte, diciamo, creare una cultura di prevenzione, della prevenzione, passa anche attraverso a mettere in moto un meccanismo che consenta di attuarla. Mi spiego meglio. Noi rispondiamo sempre ad un evento con brillante a volte anche con intervento con nella fattispecie però molto spesso assistiamo che ci sono delle idee, ci potrebbe essere anche un accesso a fondo, eccetera, manca guarda caso solitamente un progetto. Ci si accorge sempre dopo che se avevo un progetto probabilmente quell'opera l'avrei potuta finanziare, ma devo aspettare i tempi per realizzare il progetto, nel frattempo il finanziamento se l'è già lavorato. Allora, la cultura della prevenzione non può essere anche avviata attraverso la realizzazione di un parco progetti, di una serie di progetti che investono ovviamente non solo l'aspetto del dissesto idraulico piuttosto che da frane, ma nell'ambito delle nostre città, del parco urbanistico, della viabilità. Se noi mettiamo a sistema la possibilità di finanziare una serie di progetti, questi nel momento opportuno potrebbero essere giocati finanziariamente per poter accedere a ciò che effettivamente poi è necessario, cioè un finanziamento. Anche questo, ahimè, non lo vediamo molto spesso attuato. Addirittura probabilmente qualche anno fa era stato dalla Regione proprio avviato un fondo ad hoc, ma in questo momento forse per mancanza di finanziamenti eccetera non è ancora non è preso molto. Credo che nel filone della prevenzione infilare anche questo tema, farsi trovare pronti nel momento in cui forse per cosa si può realizzare, potrebbe essere una chiave di uscita. Questo lo lancio come tema assolutamente necessario dal nostro punto di vista. Giuliano, cosa proponi? Cosa ti viene in mente? Più che un'ulteriore domanda, farei quasi una considerazione. Personalità che il Presidente Coccaglio è stato in questi giorni, mettendo allo stesso tavolo anche, come dire, esponenti di coalizioni diverse, e al di là delle inevitabili differenze programmatiche, di qualche piccola scaramuccia giocata in punta di fioretto, mi sembra che abbia evidenziato che alla fine, per chi lavora sul territorio, partendo da una coalizione, un'altra coalizione, i temi, i nodi, le attenzioni, molto spesso tendono a convergere. Oggi abbiamo fatto molti punti di contatto, questo non può che far piacere, perché alla fine la gestione corretta di una regione passa per la consapevolezza che le priorità nell'agenda sono. No, è corretto. E è auspicare che probabilmente tra una maggioranza e una minoranza si possano trovare delle decisioni su quella che è un po'
diciamo, un punto di tutto, cioè il riconoscimento della competenza, perché se mi affido alla scienza medica sto riconoscendo competenza a un settore, se mi voglio sistemare la parte sismica piuttosto che il dissesto mi affido a una competenza. Il rilancio di questo probabilmente ci potrebbe tentare di aiutare in un momento complicato, che è quello della messa in moto della nostra regione e del nostro paese. In chiusura io direi, proprio a spot, ma anche per punzecchiarvi, da martedì siete in consiglio. Un obiettivo, uno forte per ciascuno. Uno è uno, vediamo qual è il vostro obiettivo principale, se avrete, ve lo auguro come l'ho augurato a tutti, la possibilità di sedervi nella sede nostra. Il mio obiettivo è quello di esserci e di dare risposte concrete ai cittadini padovani. Guardate, in questo mese di campagna elettorale ovviamente ho incontrato tante persone, ho incontrato le categorie economiche, ho incontrato i cittadini e a tutti, a conclusione dell'incontro che faccio con voi qua, ho posto questo quesito. In provincia di Padova si prestano a non dare più servizio 9 consiglieri regionali eletti. Io sfido chiunque, cittadini, sfido anche voi, sfido anche Simone Borile, che è un addetto ai lavori, a farmi l'elenco dei 9 consiglieri regionali uscenti che da 5 anni e mezzo governano questa regione. Nessuno di noi è ignorante. Però il fatto, perché neanche io li ho elencati tutti, quindi parlo per me, ma il fatto che nessuno di noi li sappia elencare significa che c'è una distanza sconfinata tra la politica e i territori, tra la politica e i cittadini, tra la politica e la comunità. Per cui secondo me l'impegno che voglio assumere, il primo impegno è questo, cioè di diminuire questa distanza, perché poi diminuendo questa distanza ovviamente c'è il contatto e quindi c'è la soluzione dei problemi, ne abbiamo detti tanti in questa bella ora passata insieme, ma ce ne sarebbero ancora tanti da dire. Ma se noi continuiamo ad essere distanti dai cittadini e non vivere i territori quotidianamente, tutti i problemi verranno. Le elezioni regionali sono elezioni territoriali e quindi ognuno di noi può esprimere una preferenza, scrivere un codice. L'invito che io rivolgo è quello di scegliere persone capaci, preparate. Noi non possiamo permetterci di mettere in regione persone che non abbiano competenza, capacità, non dico che non essere tecnici, non sto dicendo questo, però il discorso su cui insistivo prima, visione. Scegliete persone che dal vostro punto di vista possono rappresentarvi, persone che sanno ascoltare, persone che hanno una progettualità. Questo è fondamentale, perché mai come in questo periodo abbiamo bisogno di rimettere in moto il movimento. E se piazziamo 59 persone in regione che non hanno una visione, non hanno una progettualità, ma hanno magari dei nomi conosciuti, rischiamo di arenarci. Non possiamo più permettercelo, perché è questione di mesi. Quindi persone che magari hanno la loro anche esperienza amministrativa deve essere sicuramente un valore. Persone che magari nella vita hanno anche cosa non saranno persone con una progettualità seria, che siano coerenti e che abbiano una visione. Questo secondo me è fondamentale. Quindi soprattutto andate a votare, quindi io faccio un appello a non astensionismo, perché ho veramente paura che la questione del voto inutile tanto vincerà. Dovete scegliere anche i consiglieri, perché sono loro che poi portano le istanze, gli emendamenti, le leggi le scrivono anche loro nelle commissioni. Quindi è importante scegliersi a Padova dei rappresentanti, secondo me, di persone intelligenti e preparate. Questo è l'appello che faccio al vostro, perché forse non penso che nessuno sia ingegnere, forse Gottardo è quello che si avvicina di più al mondo, e Borile perché è i familiari. Ecco, questo però, guardate, questo è un appello, non è di poco conto, perché dobbiamo rimettere in moto la macchina economica del Veneto, perché già stiamo vivendo una 10.000 aziende chiudono, 13.000 giovani se ne vanno ogni anno. Quindi o mettiamo consiglieri capaci, svegli, in gamba,
operativi o altrimenti rimaniamo fermi per altri 5 anni? Grazie. Con questo auspicio che è generale c'è sicuramente da raccogliere, direi ringraziamo i nostri ospiti e ci auguriamo poi di, come dire, avere la possibilità presto di verificare se ciò che ci siamo raccontati troverà risposta. In bocca al lupo a tutti. Grazie. Grazie.